intero, quindi aspettiamo che mi diano l'ok, altrimenti il mondo protesta. Ah sì, siamo sì. collegati con il mondo intero. Sydney, Bangkok. Quindi aspettiamo che il fuso orario sia... Sì, il fuso orario sia giusto. Allineato. Le peggiori città del mondo sono collegate, in questo momento si va. Buonasera, benvenuti, bentrovati, eccoci qua, pronti per iniziare la quarta, giusto Alessandro, la quarta serata sì. di queste parole in questo bicchiere che abbiamo trovato sempre con tanto piacere, perché insomma le 3 serate sono andate benissimo. Quella di questa sera, più che una serata di libri, questa sera è uno spettacolo, one woman show, è un happening, e one man show. Cioè... Io volevo dirvi che io ho scritto questo libro solo perché lei potesse venire qui. Cioè, l'unico scopo. Ma è vero che hai scritto, rubo un po', è vero che hai scritto 3 libri, ma 3 sono ancora nel cassetto, o 2 sono ancora nel cassetto? No, 3 sono ancora nel cassetto, è un cassetto profondo. È un cassetto profondo. Effettivamente, sì. Quindi, e poi mi hanno detto, sempre l'uccellino, che mi hanno detto che hai scritto un giallo, scriverai un giallo, però non ci sono morti. Sì, pensavo di cambiarlo e di mettere un presentatore che viene trattato un po' male. Macellato. Sta un po' riflettendoci sopra. Sì, ma fai a meno di riflettere e andiamo avanti. Pensateci sopra. Esatto, pensateci sopra, come dice Crozza. Bene, allora, Alessandro Toso lo conoscete, mentre questa sera salutiamo Cristina Chinaglia. Ma sicuramente la conoscerete, insomma, perché il volto è noto, visto che ha partecipato alla TV delle ragazze, intanto, con Serena Dandini, che è stato un programma cult, veramente importante, importantissimo, quindi complimenti. E poi hai fatto diverse fiction, diverse cosine particolari, Zelig, Colorado, insomma un po' di tutto. Qualche programma comico, sì, più cinema che fiction. In realtà le fiction non le ho mai fatte, però al cinema sì, ho fatto un po' di Fatela film. scrivere da Alessandro una fiction. Ma io gliel'ho detto, lui con i dialoghi è bravissimo, infatti gliel'ho detto, devi scrivere delle sceneggiature. Adesso sarò un tarlo che gli dice, perché sui dialoghi, no, anche sulla narrativa, cioè anche sulla prosa intendo, però i dialoghi gli vengono particolarmente bene e non è una cosa così scontata. Esatto. A volte ti arrivano delle sceneggiature di quelle 50 sfumature di grigio, che non è una nuova, non è il Pinot Grigio cosa, anche se potrebbe essere, visto che siamo in tema, ma sono le 50 sfumature di grigio che poi lei ci farà vedere, ci farà divertire. E non a caso tu... Il grigio, dici? No. Vabbè. Scusa, ok, basta, non ne parliamo più. E lo spettacolo tra poco, mentre qui dalla parte opposta abbiamo questa sera non infreddoliti, e questo è una bella cosa. No, cominciare stasera il spettacolo alla grande. E suonate subito 2 pezzi. Dovevano fare un pezzo prima per agganciarmi una cosa, invece la fanno dopo per farmi un dispetto, e invece il secondo brano che faranno è dedicato alla giornata dell'ambiente. Lo sapete che è la giornata dell'ambiente quest'oggi? No, lo sapevate? Adesso è l'unico deficiente che non lo sapeva. Vabbè, perfetto, grazie per avermi istruito, cara Karen, e allora musica e iniziamo questo spettacolo. Vai!
Madeleine Royal, eccoli qui. All'ambiente, giornata dell'ambiente, per cui rifletteteci, ma serata di riflessione, esatto. L'ambiente è meraviglioso, sì. E quindi dedichiamo questo brano che di Johnny Mitchell, che purtroppo ha visto alle Hawaii un paesaggio meraviglioso diventare un parcheggio, quindi ed è rimasta un po'... Certamente, qui invece abbiamo un ambiente preservato e valorizzato, quindi è dedicato proprio a queste colline patrimonio. Abbiamo detto che organizza la Proloco di San Pietro di Feletto, perché poi vengo frustato altrimenti, l'abbiamo detto? Diciamolo. Dillo te che ti viene meglio. È organizzato dalla Proloco di San Pietro di Feletto. Mamma mia ragazzi, bene. Allora, dopo il primo brano che ci rimarrà per tutta la serata, perché andrò a casa e vorrò cantare questo, ma non ti dico come canterò, e quindi il secondo, la giornata dell'ambiente. Vai! Con questo microfono tutta la sera, me lo sento. Grazie, benvenuti questa sera, che bello, un po' di gente live. Mamma mia, che gioia, non sapete che gioia poter vedere la gente anche se mascherata. Che periodo, ragazzi. Mi sarei sdraiata sul palcoscenico per la gioia, sentire il legno, però non lo faccio perché ormai sono diventata ossessionata dai microrganismi. Vi abbraccerei uno ad uno proprio, però non lo faccio. Ci abbracceremo nel 2027. In sicurezza, io per sicurezza dal 23 febbraio 2020 che non faccio sesso, lo dico, mio marito per lì dice bene grazie, no, ma per sicurezza sua e anche mia.
Quindi voglio dire, no, il periodo mi ha messo un po' d'ansia, devo dire, non so a voi, a me tantissima, e ha acuito la mia naturale ipocondria, di cui parlo spesso con Alessandro, cioè noi ci chiamiamo per dirci i malesseri, no? Vabbè, questo è un capitolo che affronteremo successivamente. Già poi il periodo è quello che è, in più a volte si accendeva la televisione, si vedevano le dichiarazioni di Fontana, vi è mai capitato? L'ultima volta ha detto, io sono rimasta incollata così, vabbè, a parte qualche sbavatura, però abbiamo contenuto bene il contagio in Lombardia. What? Cioè, anche uno che conobbi pensava che 3 minuti fossero un'ottima performance. Si chiama dispercezione della realtà. Sì, no, perché abbiamo contenuto bene il contagio in Lombardia, penso fosse l'ultima regione che poteva dire questa cosa, io sono rimasta un po' così, quindi un po' dispercettivi i nostri politici. Però vi devo confessare che durante il lockdown io avevo una passionaccia per Conte, lo so. Era un momento atteso dalle femminucce, non so se tutte, però io lo attendevo con molta trepidazione, mettevo lo smalto laccato, 2 gocce di Chanel numero 5, e sempre mio marito, lui conosce anche Nicoletta, lo conosce Augusto, che guardava, lui è un po' romanaccio, mio marito, ma Cristina, cioè perché che c'ha Conte che io non c'ho? No, amore, no, non ti preoccupare, no, perché lui appariva sempre in ritardo, con questi capelli un po' tinti, un po' vedo non vedo, un po' Antonello Venditti che non getta la spugna, diciamo. E appariva e diceva queste cose, schiaffava lì i decreti, un po' era il governo non lavora col favore delle tenebre, adesso faremo un decreto attuativo per fare fondo a tutte le nostre risorse, e anche con questa articolazione un po' lassa, a me piaceva, ma attizzava, vi devo dire la verità. Comunque sono molto felice che sia finito questo periodo, perché io il lockdown me lo sono fatto tutto a Roma, perché i miei genitori sono veneti e vengo spesso a trovarli, però adesso abito a Roma e tutto il lockdown l'ho fatto là, e c'è stato il momento della cantata dei balconi, non so se vi ricordate. Allora la mia, come dire, discrezione nordica, vogliamo chiamarla così, pensava che ci sarebbe stato un inno nazionale sobrio, che ci sarebbe stato magari qualche voce sparuta dai terrazzi che arrivava, e invece no, una vicina nostra si è imposta a tutto il caseggiato per tutti i 2 mesi, alle 18 ogni pomeriggio ha messo l'impiantone da concerto del 1° maggio, microfono, e faceva una cosa tipo: oh ragazzi, c'è state oggi tutti nel condominio, siete tutti vivi, mortacci vostri, meno male, va! Siete fantastici! Ciao Gianna dal 4° piano, mi raccomando, oggi non te lo faccio il califfo, però te faccio un classico romano. Io così. Allora ragazzi, facciamo un gesto che ci possa aiutare a scacciare il Covid, un'azione concreta. Al mio 3, grattamose le palle! Io così. E adesso vi canto un classico che mi brodola il cori proprio. De sta nottata piena di dolcezza, pare che non esistano dolori, soffiava un venticello e una carezza, smuove le fronde e fa sbucciare i fiori. Mortacci vostra, sta canzone mi scioglie la tenerezza che porco 2. Così. Io sono rimasta assolutamente basita, me ne volevo scappare in Veneto, perché io sono comunque romana ormai di adozione, però sono veneta dentro. Io sono di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, e perciò devo dire che un po' mi destabilizza sempre questa cosa, però loro lo fiutano, anche quando tu cerchi di acclimatarti, loro fiutano che tu sei veneta, è come se tu avessi sempre una felpa di Salvini con su scritto Badia Polesine. Sì, lo sente, ti fiuta. Il romano c'ha questa cosa che proprio, perché loro sono un po' romanocentrici, i loro confini sono tipo Ostia, Orte, Civita Castellana e Latina, tutto il resto è una specie di nebuloso altrove. Infatti a me mi dicono: De Rovigo sei? Ah sì, c'è un amico Franco Rossi che sta a Pordenone, forse lo conosci. Ma non è neanche la stessa regione. Ah no, è vero, Rovigo sta un po' su là in montagna. Rovigo è 7 metri sul livello del mare, perché ci sono le idrovore, perché sennò saremmo sotto il livello del mare. Ma il romano lo sente, lo fiuta. Io devo dire che anche se appunto sono romana d'adozione, però io mi considero una veneta, anche da loro. E il romano mi fa queste cose un po' tipo: che carina che sei, così deliziosamente campagnola, un po' naïve, che te mangi lo storione. No, da noi il piatto tipico è il baccalà, che carina che sei proprio carina.
Cioè, io non pensavo di avere questo aspetto così provinciale, e invece ce l'ho proprio scritto in fronte, come una lettera scarlatta. Si vede come la chirurgia estetica su Lily Gruber. È fatale. È proprio fatale, e all'inizio devo dire che la capitale era rutilante ma stordente. Cioè, io sono stata catapultata in una città con quasi 3 milioni di abitanti, io che venivo da un paesino di campagna pari a 7 condomini di Roma, e quindi sembrava un po' Caterina va in città di Virzì. C'era tutto questo mondo che io non conoscevo, fatto di rumori, di traffico, di gente. Poi io faccio l'attrice, quindi all'inizio volevo un po' farmi delle amicizie nell'ambiente. Feste tutte le sere, una mia amica attrice mi invitava sempre. Dai Cristina, a questa festa ci dobbiamo andare assolutamente, ci sarà pieno di registi, produttori, distributori, devi venire, mi raccomando, mettiti carina però, non lo so, Matilde, che mi metto? Dobbiamo valorizzarti, puntiamo sui tuoi punti di forza. Allora, le dette no. Possiamo usare culo, dai. Una tutina di latex? Ma come la tutina di latex? Ma chi mi vesto da Catwoman? Prova a di miau. No, senti Matilde, mi metto un vestitino a fiori. Ecco, brava, vestite da campagnola morigerata, un po' monella del Tinto Brass che ai produttori gli attizza. No, Matilde, mi metto una cosa normale, va bene? Arrivo alla festa e, oh Matilde, ti prego, non mi lasciare sola, che io qua non conosco nessuno. Ma, amore mio, ma te pare che te lascio sola? Amore mio, te pare che te lascio sola? Perché poi ti parlano anche con questi termini, subito una confidenza che neanche i parenti. Cioè, amore mio, te voglio bene. Ma veramente ci conosciamo da 2 settimane? A casa mia ti voglio bene solo in tempo di guerra e in punto di morte. Sì. Altrimenti mia madre chiude tutte le frasi con per carità. Qualsiasi cosa, Vabbè, tesoro, ma te pare che te lascio sola a sta festa? Ma non te lascio sola a sta festa, figurati. 3 minuti dopo Matilde stava limonando con uno sconosciuto su un divano. Matilde, ma non lo conosci neanche questo pazzo? Non lo conosco, ma questo è il produttore di Attaccati al pacco su Rai 2. Questo fa i piovini alle scavicchioline, ma sei te che non conosci nessuno però. Capito, Matilde, però, che ne so, magari c'ha la mononucleosi. Ma che cazzo sei, Roberto Burioni? Ma vai e divertiti, no? Vai a sta festa. Allora arrivavo alla festa, io da sola, avanzavo tra queste luci stroboscopiche, questo caleidoscopio umano, musica techno, e a un certo punto arrivava uno. Vuoi fare un tiro, bella? No, grazie, non fumo. No, un tiro, no, grazie, sono a posto. Grazie. Ma che sei, del Pordenone? No, grazie. Allora meglio, ma la pippo io. Cioè la droga! Figuriamoci, per me il massimo della trasgressione era bere un caffè non decaffeinato dopo le 18. La droga, la cocaina. Mia madre, che noi affettuosamente chiamiamo madre superiora, perché è un incrocio tra Arturo Toscanini e un pitbull cresciuto a pane secco e lotte clandestine, aveva così ammonito me e mia sorella. Se vi drogate mi ve copo, se vi drogate mi come ve go fatto vedesco. E mi era parsa una minaccia reale, e quindi io e mia sorella abbiamo sempre accuratamente evitato. Cioè la droga, per me questa cosa non era assolutamente possibile. Io mi sono resa conto che ero nata e cresciuta in una realtà certamente più ovattata e protetta rispetto a quella che mi accingevo a vivere. E non capivo questi drammi a tinte forti dei miei amici romani, e non li decifravo inizialmente. Matilde, la mia amica, il giorno dopo: ciao, che stai bene, vero? Sì, ma te che c'hai? No, è che io ho avuto un crollo nervoso, devo prendere un sacco di psicofarmaci, perché tu mi vedi sempre così allegra, no? Però in realtà c'ho un sacco di problemi. Mia sorella è bipolare, mia madre è un'ossessivo-compulsiva germofobica con crisi depressive, mio padre è uno stronzo, mio zio è un parlamentare. Ah, è un parlamentare? E certo, chi credi che l'abbia portata la droga alla festa? Tuo zio parlamentare? Infatti! Che carina che sei, Cristina! Sei proprio carina, cioè tu mi fai proprio sentire bene, perché tu non capisci un cazzo, cioè tu proprio fai una vita così, inconsapevole, cioè tu mi metti proprio allegria, tranquillità, tu sei meglio del Prozac in gocce. Oh, grazie, a me Prozac in gocce non me l'aveva mai detto nessuno, a dire la verità. A me davvero dispiaceva di non partecipare a questi drammi che attanagliavano l'alta borghesia romana, però
Io ero cresciuta in una realtà di campagna piccolo borghese. I nostri drammi erano Baratto papà cacciapà un velox a Monselice. Gliel'ho detto chi metteva un altro velox, ma lui niente. Oppure, Mara, l'impianto di irrigazione del prato perde, adesso mi tocca pagare 2000 euro di acqua. No, fermi tutti, go l'assicurazione. Cioè, erano questi i drammi della mia famiglia. Le gioie e i dolori della mia famiglia erano i compleanni dei figli, la morte del nonno, una specie di ciclo placido e antico. Quindi io sono molto felice di essere ritornata qui in Veneto perché mi sento proprio a casa, mi fa proprio apertura di cuore, mi fa proprio coccola. Quindi sono molto felice di essere qui live, finalmente. Sono molto felice di essere qui in Veneto, la coccola, ma sono altresì felice di essere qui con un mio carissimo amico, nonché bravissimo scrittore, che purtroppo ha la sfortuna di avere me questa sera con lui, Alessandro Toso. Io dopo questo dovrei salire sulla mia macchina e tornare a casa, perché migliorare sarà abbastanza complicato. Però, ma sei sciocco, ma non è vero. Però. In effetti io penso, adesso faccio un po' la veste dell'intervistatrice, quindi chi posso essere? Lucia Annunziata? No. Forse un po' Bianca Berlinguer? Di qualche anno fa, però, se sì, posso permettermi. Abbiamo anche le campane. No, allora vorrei cominciare innanzitutto a chiederti una cosa fondamentale. No, te ne chiedo un'altra. Non pensi che sia una certa sfortuna avere, cioè tu ti meriteresti, come ti dicevo, un moderatore con tutti i crismi, ma ti sono capitata io. Cioè, non ti senti un po' offeso? Allora, il fatto è questo. Io ho fatto altre serate qui dalla parte opposta. Non conoscendo di persona gli scrittori che presentavo, ma conoscendo le loro opere, l'unico rischio era che, per ipotesi, questi scrittori fossero un pochino autoriferiti, un pochino egomaniaci, un pochino molto concentrati su se stessi. E io quindi non lo sapevo prima se sarebbe stato così. Questa sera lo so e quindi sono a postissimo, sono assolutamente sereno di quello che io e te faremo. Strategico. Vedi? No, perché allora diciamo subito al pubblico che noi ci conosciamo da un po', siamo amici e quindi insomma da diversi anni. Se no col cazzo che venivi a presentare me, se non eravamo amici, diciamo. Non è vero. No, venivo volentierissimo. Ho detto. Io presento sempre un sacco di romanzi. Esatto. No, continuamente, però allora, quindi io avevo già accennato. Ma ti piacciono i miei romanzi? Ma tantissimo. Okay. No, allora c'è da dire questo. Noi ci telefoniamo per parlare o di scrittura o di malattie. Questo lo dobbiamo dire subito, perché condividiamo un attimo di ipocondria, quindi io lo chiamo come se chiamassi il dermatologo, tipo, oh Ale, che ho una macchia sulla pelle, guarda, questa ci sono già passato, secondo me non è quello, capito, perché abbiamo delle preoccupazioni tali, però invece devo dire una cosa molto seria, che ovviamente ho diversi amici che lavorano in ambiti artistici, ho amici scrittori, ho amici soprattutto attori, ecco, magari che lavorano nel campo della recitazione, comici che mi dicono se ti piace il mio pezzo, pensa che mi mandano i manoscritti a me come se fossi la Feltrinelli. Ma è strano, no? Però non posso non essere sincera con gli amici. Nel senso, non sono una che fa molti complimenti. Io l'ho vista adesso io non farò nomi, ma l'ho vista all'opera in un complimento che non era un complimento a un notissimo artista, ma veramente molto noto. Eravamo insieme a teatro, lui si è esibito. Allora, non ci era piaciuto tantissimo, però io presumevo quando arriva lei gli dirà meraviglia delle meraviglie. In realtà è stata asciutta, quindi. No, perché io sono sincera, nel senso che cos'è non fa che bene hai detto una formula che usate voi per far capire che. Allora, una che uso spesso, quindi forse ho usato quella sera e gli ho detto guarda, sei stato coraggioso. Perché lì è 50-50, sei coraggioso nel senso che ti sei coperto di ridicolo, oppure cioè, tipo, ci vuole del coraggio, oppure è stato coraggioso perché magari uno fa i 100 passi, che ne so. Oppure un'altra che uso è m'ha preso qua. Anche lì è un po'. Invece io onestamente, cioè per chi avesse desiderio di acquistare i tuoi romanzi o di leggerti, insomma di occuparsi anche della tua scrittura. O di invitarmi a casa che glieli racconto, un'alternativa più economica. Fate questo. Esatto.
No, però devo dire che secondo me lui è un autore che scrive benissimo e soprattutto, come già abbiamo avuto modo di dire tra di noi, lui è un dialoghista fantastico, cioè scrive i dialoghi in maniera assolutamente meravigliosa, sono tutti realistici e non è scontato, perché oggigiorno hai una prosa molto asciutta che rende tutto molto vivido, quindi è un modo di scrivere quasi cinematografico, nel senso che tu vedi sempre tutto. A me piace fare il paragone, ma cioè, sai benissimo che non sono Salamelecchi, però per far capire anche a chi ci sta ascoltando adesso, per esempio Puccini come compositore ha assolutamente una capacità che è quella dei compositori di musica per cinema. Lui è il precursore di quella che è poi la musica da cinema, la musica per il cinema. Tu chiudi gli occhi, ascolti la Tosca e puoi vedere tutto quello che succede. Quasi il regista è un orpello, poi per carità i registi fanno dei lavori pregevolissimi, ci mancherebbe altro, però hai proprio la sensazione che la musica ti porti a osservare, a vedere, ti trasporta attraverso le vicende. Tu nella tua scrittura, adesso uno potrebbe dire mo non scomodiamo Puccini perché è come se mi dicessi sai Anna Magnani quando va, però in realtà è un paragone, quindi non voglio mettervi sullo stesso piano, però hai quei tratti, cioè riesci a far vedere le cose, si entra molto. Io che sono una lettrice vorace e severa, no, è che le cose, sì, no, sei severa, sei mediamente severa, sì, ma giusta. Però, spero. Ecco, severa ma giusta. Spero. Cioè, sinceramente, i libri di Alessandro... No, di Ale, sono, ovviamente, secondo me, sono molto belli e meritano una lettura. Quindi, sui dialoghi abbiamo detto che... Abbiamo dato. Volevo dire che un'altra cosa che ci accomuna, a parte pensare di avere sempre i peggiori mali possibili, è che anche tu sei stato un po' nello showbiz per un momento. Sì. Perché tu hai partecipato all'unico reality show che è stato fatto in ambito letterario. Se qualcuno di voi ha seguito, è stato Masterpiece. Quindi io e te un po' da due paeselli, beh tu no, sei trevigiano, quindi... sì, quindi abbiamo i grattacieli, abbiamo la metropolitana recentemente anche. No, quindi... quello no, però Badia Polesine, venite a Badia Polesine, poi vedete. No, nel senso che è un paese piccolo e soprattutto del Polesine, che è una zona bellissima dal punto di vista paesaggistico, ma un po' depressa si può dire. Ah, la vedete al cinema il Polesine, domenica sera su Rai 1, faccio anche pubblicità, alle 21:25 fanno un film a cui ho avuto anche il piacere di partecipare, Beate, del regista di Squadra Antimafia, Samad Zarmandili, che è ambientato tutto in Polesine. Al di là della storia che può piacere o non piacere, vedrete dei paesaggi bellissimi. Quindi domenica su Rai 1. Sì, ma è incredibile che ci Io volevo dirvi che la Proloco di San Pietro ha portato qui un'attrice che va su Rai 1. Per me è una roba assolutamente... Cioè... Vabbè, ma non importa. Io sono andato su Rai 3, però già capisci, siamo su... Ma tu come te la sei vissuta, Masterpiece? Io me la sono vissuta in maniera molto strana, perché intanto questo era l'unico talent della storia della televisione che è andato male. Quindi già quello doveva un pochino... Come andranno gli ascolti di Rai 1? No. E in sostanza, come è successo? Hanno creato questa cosa dove doveva essere il Masterchef degli scrittori non ancora pubblicati, quindi non avevo ancora pubblicato un romanzo e mi sono messo, diciamo, in pista. Dal nulla ho mandato il file con il libro e la candidatura con la foto, tutte le mie cosine, eccetera. Sinceramente, come dice, sai, Miss Italia, accompagnavo una mia amica e sono diventata Miss Italia. Io non sono diventato il vincitore di Masterpiece, però non pensavo che mi chiamassero. E invece sono entrato in un turbine di autoesaltazione perché a ogni telefonata che io vedevo da Roma dicevo, cacchio, ho passato un altro livello. Finché finalmente, dopo interviste telefoniche, provini a Torino, alla Rai, è che i social non erano ancora come adesso, altrimenti, cioè Instagram, sede Rai, microfoni così, e non c'era ancora tanto, quindi purtroppo non ho testimonianze di questa cosa. Però dopo la fase di esaltazione iniziale ho capito che mi avevano preso, ma ho anche capito che erano meno organizzati di quello che sembrava. Okay. Alla fine tutta questa cosa qua era un po'
come dicono i giovani, una tresciata. Capite il vocabolo tresciata? Cioè una cosa di basso profilo, insomma, un po' arrangiata. Si può dire anche cringe? Sì, beh... No, non in questo contesto. No, era più trash che cringe, Più trash. sinceramente. Okay. Cringe un po' a ripensarci, però al momento era tanto trash. Per farvi capire, loro facevano delle interviste molto lunghe, anche un'ora, per capire tutti i tratti dei nostri animi. Hanno capito subito che io, come hai detto tu, sono una persona molto razionale, ma anche facilmente impressionabile. E soprattutto, essendo anch'io trevigiano, non avvezzo a realtà particolarmente forti. Quindi, cosa fanno nella prima prova pratica della mia esperienza di Masterpiece? Mi dicono, tu vieni a Torino vestito casual. Allora io, che sono un mona, dico, beh, vestito casual mi porteranno agli allenamenti della Juve. Cioè io ero già pronto, mi metteranno lì, 2 palleggi, perché l'idea era quella di fare un'esperienza e poi scriverne. Immediatamente dopo bisognava scriverne. Mi presento vestito casual, mi fanno anche dei grandi complimenti, ma sai che sei molto casual, non pensavamo che tu da Treviso, invece ci piaci. Sì, è vero che ti disprezzano, Sì, anche a me sì, lo fanno. No, dai, si stupiscono quando fai una cosa portata e dicono, scusa, ma ho capito la Provence, sembra Parigi e la Provence. No, le costumiste della Rai di Torino erano molto impressionate dal mio guardaroba, quindi bene. Grandi punti. Mi montano in una macchina e mi portano sulla riva del Po, ma senza dirmi niente. Io dicevo, qui la Juve non la vedo, a meno che non si siano nascosti, non ci sono. Mi indicano un pullman e mi dicono, cioè non so come dirvi, non un'ora prima, 2 ore prima, 10 secondi prima mi dicono, bene, quel pullman è una struttura di assistenza per eroinomani. Io già non sono arrivato all'ultima sillaba di eroinomani, già quando ho sentito eroin mi sono visto Cristiana F, mi sono visto i tossici sul muro di Treviso, mi sono visto le paure di tutta la mia vita passarmi davanti. Tu adesso devi entrare in quel pullman dove in sostanza delle associazioni di volontariato, io pensavo, siccome sono buona veramente, che le associazioni di volontariato cercassero di convincere i drogati a non drogarsi. Perché nella mia testa, se tu hai un drogato davanti, gli devi dire non drogarti. Insomma, cioè tu, invece, prova a risolvere questo problema. No, invece in quella situazione gli davano i cucchiaini, le siringhe, il laccio, cioè era come un autogrill dell'eroina. Cioè, ammazza. Per farli drogare in serenità, spero che poi da qualche altra parte qualcuno tentasse di convincerli a non drogarsi. Però in sostanza loro gli davano tutto, gli davano un kit. Loro prendevano il kit, andavano nel lungo Po, si drogavano, riportavano il kit e andavano via. Cioè, che già a me come cosa mi sembra una follia, però io sono un provinciale, quindi insomma forse ho dei limiti miei. Il mio compito era di intervistare uno di loro e subito dopo scrivere una cosa. Cioè, io onestamente sono invecchiato, adesso mi vedete già vecchio adesso, ma prima di quella, avevo 18 anni prima di quell'esperienza. Io veramente mi sono detto, io adesso nella mia testa in 10 secondi è passato il seguente treno di pensieri. Io devo fare un'intervista a uno che si sta di fatto uccidendo, perché, porca miseria, se tu ti fai di eroina, il tuo percorso, cioè, normalmente non... di essere complicato, sì. Io devo intervistarlo per un gioco che andrà in televisione e quindi già il mio sistema operativo è andato in collasso. Tra l'altro, siccome poi io sono buono, sono diventato talmente amico di questo qua che lui voleva che ci scambiassimo i numeri di telefono. No, scusa, ho visto la cassa che ti veniva addosso. Però... Vabbè che sono mona, ma non così... Sì, vabbè, ho immaginato uno scenario terribile. No. Tu avvertimi. Insomma, alla fine questo Fabio ho dovuto dargli il numero finto, come se fossi una donna con un... perché non... cioè... non... Quindi, il carico poteva essere insomma molto pesante. Diciamo che la ciliegina sulla torta è stata, che mia moglie ancora adesso me ne vuole, la persona che faceva da tramite tra la produzione e questi poveretti tossici era un'ex tossica storica di Torino, la Lella,
che se andate a Torino e chiedete dell'ambiente dei tossici, la Lella è come dire, non lo so, Pasolini tra gli intellettuali, la conoscono tutti. Questa mi vede e intanto sembrava Marilyn Manson, cioè voi immaginate Marilyn Manson, però tu sai che è una donna e si chiama Lella. Questa mi vede e ha in mano un panino lungo così. Lei mi vede e mi dice, ah, tu sei Toso? Sì, sì, mi hanno parlato di te, tu sei quello un po' schizzinoso. Ti ho detto che c'era un reale pericolo che la cassa ti venisse addosso. Allora, la Lella, ex tossica, con un panino lungo così, mi dice, tu sei quello schizzinoso, le ho detto, io schizzinoso? Dammi il panino. Ho preso il panino e l'ho preso a morsi per farle vedere che sì, veramente. Beh, fantastico. Ecco. Però io gli avrei detto sì, no, quella schizzinosa, che te devo fare? No, la vita è questa. Io non volevo fare lo schizzinoso davvero, per cui non potevo baciarla. Cioè, no. Hai capito? Non potevo... L'unica cosa era sto panino. Per fortuna sono passati 7 anni e insomma va tutto bene. Sicuro? Allora, sento un po' di aria. Beh, grazie che hai fatto perché ero abbastanza... No ragazzi, purtroppo ero rumorosamente caduta al suolo. Vabbè, ma è caduta là, si cadeva qua, era peggio. Infatti, credevo che lui fosse impressionato dall'aneddoto. Dicevo, ma è tanto impressionato dall'aneddoto. No. Comunque... Cos'altro ci può cadere? Vero? Solo la cassa. No, infatti. Bene. Comunque alla fine, panino, tossicodipendenti, ho litigato col conduttore perché immediatamente dopo mi fa, e allora Toso, hai incontrato i tossici, cosa ne pensi? Cosa puoi scrivere di questo? E gli ho detto, cioè sono talmente... cioè, ogni volta che faccio al limite quello è un palo e può fare una fine brutta, ma almeno non mi cade in testa, cioè, alla peggio, vabbè. E quindi in sostanza io da questa cosa mi sono dovuto ritirare. Beh, i reality sono sempre un po' sul filo dell'immoralità, secondo me. Sul filo, quello era sul filo della trashata, almeno nel mio caso. E quindi io mi sono dovuto ritirare. Nonostante, e devo dire lì è stata anche una soddisfazione, ho scoperto, quando ho detto io mi ritiro, loro mi hanno telefonato e mi hanno fatto capire che in realtà era tutto un pochino preorganizzato, per cui mi hanno fatto capire, guarda che tu ti abbiamo visto che ti piazzeresti tanto in alto, per cui se ti ritiri stai a fare una cazzata. Sì. Però io che insomma alla fine avevo 1000... Sei schizzinoso? Sì, no, mi sono detto... i panini, ma poi... Alla prima cosa mi fanno quella, ma alla terza, cioè, sì, andiamo, cioè se andiamo in, come non dire... ti apparteneva, non era... No, assolutamente, assolutamente. E quindi ho provato quelle cose, tipo il trucco, il parrucco, il microfono e anche un po' l'emozione per dire, noi dovevamo entrare in un ascensore che ti portava nello stanzone con i giudici e già solo... il dettaglio della mano che schiaccia il bottone l'ho fatto 12 volte, quindi mi sono sentito anche un po' attore, però ho capito che non era il mio. Non era il tuo ambiente, no, certo. Allora, però, noi siamo qui questa sera anche per, tutto per sommato di La ragazza del bar centrale, va bene? Eccolo qui, poi se lo volete vedere è questa meravigliosa copertina ocra. Allora, io leggo un brano, va bene? Di presentazione. Sarà un onore. Sì, è un brano iniziale che ci dà un po' il mood del romanzo intero. E nel frattempo fuori c'è una tempesta che infuria o che infurierà. Però a noi non importa perché siamo sotto un tendone e la cassa che poteva cadere in testa all'autore è stata messa in sicurezza. Quindi... Io mi limito a dire che questa è l'unica, chiamiamola presentazione letteraria, dove non potete andare via, perché cioè, tra poco, quindi qui siete e qui rimanete. Non state qua fino alla fine, che vi piaccia o no. No. Però, quindi, Alessandro Toso, La ragazza del bar centrale. Bottega Errante Edizioni? Molto bene, l'editore è Bottega Errante Edizioni. C'è un sottofondo, diciamo. Il campo è duro stanotte. Ve ne leggerò un pezzetto, quindi. L'inizio del romanzo. Lo spoiler, ma si può all'inizio, giusto, autore? Normalmente sì. Va bene. Il campo è duro, stanotte la temperatura deve essere scesa vicino allo 0. Da queste parti ogni tanto capita anche in novembre, me l'ha detto Bastiano durante il giro di ombre prima di pranzo. In compenso non dovrebbe piovere. Campo asciutto, allora,
cosa che, unita al fatto che sul terreno di gioco del Real Roggia i fili d'erba si contano sulle dita di una mano, dovrebbe fare schizzare il pallone come su un biliardo. Giocarlo di prima, allora, tentare di prendere in contropiede gli avversari per mettere le punte davanti al portiere. Solo che i miei attaccanti sfiorano il secolo in due e hanno il passo di Antonio Cassano dopo una cena di cozze. Quindi non vale neanche la pena che ci provi a dare consigli del genere. Nessuno del pubblico è stato maltrattato durante questa tempesta. Magari potrei rovesciare il concetto e mettere in guardia i miei difensori contro i bomber avversari. Ma visto che anche la retroguardia del Real possiede la mobilità degli omini del calcio balilla, sarebbe del tutto inutile. Toh, un messaggio. Pling! In bocca al lupo, ti aspetto dopo la partita, anzi, dopo il dopo partita. La Silvia, che sarebbe mia morosa, anche se questo termine lei non lo sopporta. Per fortuna qui nessuno sa che stiamo insieme, altrimenti presentarla sarebbe complicatissimo. Lei è Silvia, la mia ragazza? C'è troppa differenza di età. Un'amica? Beh, no, con un'amica non ci passi mica tutte le notti. Se provassi a rispolverare la parola compagna, poi non vivrei abbastanza a lungo per potermene pentire. Sì, ha un carattere deciso, la barista del centrale. Se solo sapesse giocare a calcio, in effetti sarebbe perfetta per stare in difesa. Di sicuro terrebbe in riga i miei 11 dopolavoristi molto meglio di quanto riesca a fare io. Io mi chiamo Stefano Darin, ho 50 anni compiuti a maggio, peso 15 kg di troppo e con questa tuta addosso devo assomigliare a un profugo più che a un allenatore di calcio. Ma nonostante il Real Roggia sia la squadra più perdente di tutta la provincia di Treviso, non esiste un posto al mondo dove preferirei essere in questo momento. Campo comunale, 10 minuti al fischio d'inizio. Stagli addosso, dai! 3-0. Anzi 0-3, perché questa la stiamo perdendo in casa. Ma adesso io lo levo Cavasin, così impara a ubriacarsi la sera prima della partita. Avrei dovuto capirlo quando è arrivato al campo in bici, anziché col Fiorino, che non era in condizione di stare in piedi. E magari farmi 2 domande quando l'ho visto volare nei bagni degli spogliatoi tenendosi lo stomaco. Ha preso l'influenza, mister. Abbiamo insistito noi perché venisse. Bei compagni di squadra che si ritrova, loro e la loro solidarietà tra avvinazzati. Mi volto verso la panchina. Canon, 43 anni, 26 stagioni con la maglia del Real, una pancia da lottatore di sumo. Qui sta succedendo tutto. Oh, ma riesco a fare 2 cose contemporaneamente, Riesco a bloccare le cose. Comunque, Canon, 43 anni, 26 stagioni con la maglia del Real, una pancia da lottatore di sumo, un'aria che arriva che Dio ce la manda. Chernobyl, lo spacciatore di fumo del paese. Ora posso stare in questa postazione. Sì, grazie, ce l'ho alla giacca comunque. Chiudo il capoverso così non sembra che siamo distratti da un evento avverso che si sta riversando fuori da questo telone. Grazie. Canon, ogni volta che dico Canon 43 anni sta succedendo il disastro. Adesso andiamo. Boom! No, ce la faremo. Canon, 43 anni, 26 stagioni con la maglia del Real, una pancia da lottatore di sumo. Chernobyl, lo spacciatore di fumo del paese. Lo teniamo in squadra perché ce l'ha chiesto il prete, ma ogni volta che mette piede in campo gli entrano tutti sulle caviglie, per via della mania che ha di vendere miscugli fatti di fieno e chissà cos'altro. E poi Leo, il fenomeno, 16 anni, un sinistro benedetto dagli dei del calcio e il record assoluto di reti nei tornei giovanili delle Prealpi. Ora mi sta guardando come i cani quando stanno sotto la tavola dei padroni e si aspettano un boccone di cibo. Ma finché in panchina ci starò io, quello in prima squadra non esordisce. Questa sarebbe stata la presentazione un po' accidentata, diciamo, ma che bello l'imprevisto della bufera, no? Chissà se ho messo il freno a mano alla macchina. Sì, l'ho messo. Adesso ci sono anche le domande per te. E non l'hai lasciata in folle? No, non l'ho lasciata in folle, no. Comunque nel frattempo, mentre tu pensi alle domande, anzi ti faccio la prima domanda e mi metto la giacca. Ce l'hai? La prima domanda è questa, Okay. che è quella di rito. Non è la mia, no? Quella è la tua.
Da quando Alessandro Toso ha cominciato a dedicarsi alla scrittura come a un'arte e non come a un piacere, cioè quando sei passato da lettore a scrittore, nel mentre che ci pensi io infilo la giacca per non prendermi la pleurite. Vai. A qualcuno interessa la risposta o guarderete la mia compagna di... No, non di vita, perché la mia compagna di vita è lei, la mia compagna di serata. No, allora... Ecco fatto, bello, mi vesto. In realtà, come dicevano anche gli scrittori delle altre serie, uno non sa mai quando è il momento in cui la scrittura si fa seria. Ok. È un po' come una frequentazione. Tutti frequenti pensando che sia una cosa così, un aperitivo, un caffè, una chiacchiera, delle lunghe chat su WhatsApp, e poi improvvisamente stai a rota. E quindi non c'è un momento preciso in cui il momento ufficiale è quando l'editore ti chiede ti do dei soldi per pubblicare. Certo. Però in realtà il momento in cui tu ti rendi conto che se non pubblicassi tutta la tua vita sarebbe una merda, è un momento che succede un pochino random, però succede, e credo che anche i miei colleghi più illustri o meno illustri che si sono succeduti su questo palco direbbero che effettivamente sono momenti difficili da gestire, quando ti rendi conto che una cosa che facevi per diletto è diventata un'esigenza senza la quale non staresti bene, non ti sentiresti giusto, diciamo. Ok, ma tu per esempio scrivi tutti i giorni, cioè tu hai cominciato da ragazzino per esempio anche senza velleità, nel senso poi magari ti sei accorto che poteva essere un mestiere, che poteva essere qualcosa di più di una semplice passione, però sei uno di quelli come Stephen King che scrive tutti i giorni, cascasse il mondo anche a Natale, oppure vai un po' secondo l'estro? Allora, onestamente lo sono stato perché sempre come un altro degli scrittori che sono alternati, io ho letto molto Stephen King, e Stephen King in uno dei suoi saggi, non romanzi, spiega come si impara a scrivere. Siccome quella è una cosa che, al contrario del calcio, del basket, è difficile che qualcuno te la insegni, con quel libro mi sono fatto un pochino un'idea, per cui lui diceva se non scrivi almeno 1000 parole al giorno è difficile che tu ti faccia i muscoli, è come andare in palestra, tu arrivi e vuoi sollevare il bilanciere da 50, non ce la fai, cominci con 5, 10, 15. Per il teatro è così effettivamente. Sì, per cui ci sono stati degli anni in cui davvero scrivevo tutti i giorni. Adesso per fortuna, anche se il tarlo della mia mente è forse adesso sono diventato un cazzone mentre prima ero serio, perché comunque anche tu ce l'hai, la vocina che ti dice dentro forse non sono poi così brava. Sempre si deve sempre cercare di superare un limite. Se pensi davvero di essere bravo, secondo me, cioè se non c'è una vocina che dice no, ma forse cioè devo sicuramente migliorare, questo non va bene, se non hai questa vocina che non ti deve poi impedire di esprimerti, perché altrimenti è una vocina che non ti aiuta, ma la vocina costruttiva, quella che ti permette di fare un passo dopo l'altro e di renderti conto, quindi di superare i tuoi limiti, sì, io ce l'ho quotidianamente. Però nel tuo caso è una vocina stupida perché tu sei veramente brava. No. È brava o no? No, vabbè, ma non possono dire altrimenti. Li abbiamo chiusi dentro, peraltro. Esatto. Anzi, grazie che mentre noi dicevamo no, perché io scrivevo, no, mi dilettavo a scrivere, nel frattempo c'era tipo la scala, le cose e silenziosamente è stato chiuso tutto il tendone. È un po' con una grande situazione... maestria, bravi! È un po' una situazione da barca a vela dove gli ospiti chiacchierano, i marinai vedono che sta arrivando una cosa terrificante e nel frattempo chiudono le vele, brigano. Noi qui, e loro effettivamente, anche qualcuno degli ospiti davvero legava con dei nodini Voi siete il complessino del Titanic, ve lo dico. Non ho dubbio che è colpa nostra, perché 2 sere su 2. No, aspetta, allora io alla sfiga non ci credo, però... No, scherzo, naturalmente, ovviamente. Se vi sentiamo risuonare ci preoccupiamo un attimo, cioè, perché loro ci interverranno ancora, diciamo, nella serata, quindi vediamo come butta, diciamo. No, va bene.
io volevo anche, sono rimasta, io ovviamente provenendo da un paesino, ora ve l'ho già detto, uso un po' presentarmi in questa maniera da Caterina va in città, che non è così lontana dal vero. Io adesso vivo a Roma, quindi sono molto alla page, a Roma, così è, ma sono profondamente ragazza di paese, penso come una ragazza di paese, agisco come una ragazza di paese perché tutta la mia vita l'ho fatta lì. Quindi la tua ambientazione, cioè io sono anche appassionata dei tuoi romanzi perché secondo me Roggia, questo paesino veramente incantevole e ci dicevo, mi ricorda un po', lui è più bravo, però nei Delitti del Barlume chi è più bravo? Tu, dai. Allora noi non è che ci stiamo facendo i complimenti, non ce li facciamo mai, approfittiamo davanti alla gente. Vedi che carini che siamo al telefono, diciamo no, adesso qui no, ma tu sei bravo, no, ma anche tu. Infatti io volevo, forse quando noi ci troviamo dovremmo sempre affittare un pubblico, lo mettiamo lì e chiacchieriamo però con della gente che ci osserva. Sì, così almeno ci diciamo anche le cose belle. No, però allora tu hai scelto di raccontare, perché non solo la ragazza del bar centrale è ambientato in questo caso a Roggia, però anche Destini Verticali e anche a Galla, che sono i tuoi precedenti romanzi, che io ovviamente ho letto entrambi, vivono in una realtà di provincia e comunque in un ambiente raccolto. È una questione funzionale alla narrazione oppure proprio tu ti ritrovi a far agire meglio i personaggi in un ambiente del genere? Cioè il luogo per te è anche un personaggio oppure è in funzione della vicenda? No, di base io amo i posti piccoli dove la gente si conosce. E adesso ieri sera chi c'era. La parte più bella della presentazione di ieri sera, a parte il piacere di conoscere Paolo, che è un grandissimo scrittore, di sentire quello che lui diceva, però per me il dopo, essere seduto a quel tavolone lì, a mangiare soppressa, formaggio, a sentire le storie, imparare i nomi delle cose nel dialetto di San Pietro, nella mia testa quello è vivere. L'idea di essere, adesso faccio un paragone banale, al centro di Londra, dove io scendo in strada e appena scendo in strada, cioè, ci sono dei flussi di gente in cui non riesco neanche a infilarmi perché vengo subito portato via, nessuno sa chi cacchio sei, tu vivi ma è come se non esistessi. Nella mia testa quello è un modo di vivere brutto. I modi di vivere belli a cui io aspiro sono in posti piccoli dove il ritmo della vita è vagamente lento, poi ovviamente si deve uscire per andare a vedere altro, conoscere altro, però tornare a casa, per me, la casa è posti come questo, e quindi scrivendo farei davvero fatica a raccontare altro. Tra l'altro, questa è una cosa buffa, voi siete, immagino, anche lettori, le case editrici, col passare degli anni, sono diventate molto più attente ai vari generi di scrittura e soprattutto ai vari generi di romanzo, e ormai ogni romanzo ha una sottocategoria come le patatine nei supermercati americani, quindi c'è il romanzo giallo nella grande città, il romanzo giallo nella media città, il romanzo giallo nella piccola città, e in realtà le mie storie, che sono storie di paese, non è ancora un genere che, come posso dire, che abbia una sua collocazione. Se io scrivo un romanzo di montagna, diventa un romanzo di montagna, ma nella mia testa è un romanzo di un piccolo paese. Credo in quel senso di essere stato piacevolmente segnato nella mia adolescenza dalle letture di Guareschi. Qualcuno si ricorda di Guareschi, qualcuno di voi? Ecco, Guareschi era un giornalista, un umorista, un intellettuale. Tra l'altro una cosa che io mi ricordo molto bene di Guareschi è che lui è stato in galera, a parte in prigionia, ma lui è stato in galera per avere pubblicato sul suo giornale delle vignette che prendevano in giro l'allora Presidente della Repubblica, che se non mi sbaglio era De Nicola. Noi tra un po' ci arriveremo. Infatti dopo parleremo anche un po' di questo. Comunque Guareschi è diventato famoso per Don Camillo e Peppone, che però nella sua testa non si chiamava Don Camillo e Peppone, si chiamava Mondo Piccolo, per cui nel suo caso erano dei racconti di poche pagine
però con personaggi ricorrenti in un paese piccolo dove succedevano delle cose che a leggerle con attenzione diventavano paradigma di quello che succede nel mondo. Certo, ma questo processo creativo, per esempio, quando tu hai detto ieri sera mi piaceva parlare per poter osservare, questo succede anche a noi attori, nel senso che Monicelli diceva che i registi italiani hanno smesso di fare delle belle commedie, quindi c'era una vis polemica, quando hanno iniziato a prendere il taxi e non i mezzi pubblici per spostarsi. E questo in effetti è vero. Quella dimensione da grande città che tu raccontavi esiste davvero questo. Poi Roma è un po' diversa, nel senso che il lassismo romano aiuta invece in questo, cioè non è così frenetica come altre città, c'è un po' un attimo, cioè con calma. Però effettivamente io per esempio quando posso prendo i mezzi sempre, o a piedi oppure prendo i mezzi pubblici, perché succedono delle cose, per esempio sul tram una delle ultime volte mi è capitata una signora che stava al telefono in viva voce, perché adesso c'è un po' di come dire, oh io ascolto le robe mie, ascoltate pure voi. No, perché io credo che, perdonami, sì. È tanto, vabbè, secondo me le persone che usano tanto il viva voce, qualcuno ha detto loro che il telefono all'orecchio fa male. E quindi, no, sti cazzi degli auricolari, sì. Quindi loro dicono, io sto così, tipo vassoietto, e così mi preservo la salute, però intanto... quello è probabile. E secondo me è quello. E stava dicendo proprio delle cose, stava commentando con, adesso la chiameremo Cinzia, del condominio suo. No, Cinzia, ma t'ho detto che quella fa i corni a quell'altro con quest'altro. Invece quell'altro, insomma, ha detto tutte le corna del caseggiato e poi ha detto... Te Cinzia solo un difetto c'hai, te i corni a tuo marito glieli dovevi mettere prima, e ho detto, quindi io ma questa conversazione non l'avrei sentita mai se non fosse stato, cioè se non, bisogna cercare di carpire, di osservare sempre laddove vi sia un processo creativo. Nel mio caso è di immedesimazione, nel tuo caso è di scrittura, di rappresentazione. Mi ero scritta anche una domanda su questo, vediamo se lo ritrovo. Vabbè, hai parlato di Guareschi, questa te la chiedo dopo. Sì, mi ero segnata il fatto del processo mimetico e di identificazione che noi attori abbiamo, cioè perché funzioniamo. Noi attori non siamo la rappresentazione, siamo strumenti per la rappresentazione e quindi noi dobbiamo esserci dentro, dobbiamo entrare in un processo di identificazione pressoché totale. Con la scrittura può succedere questo, cioè ci può essere un'identificazione totale per esempio con un personaggio, cioè tu mentre scrivi puoi pensare come un personaggio, può sorprenderti, cioè tu avevi deciso che la trama, poniamo, non tutti fanno così, però mettiamo che andasse in una certa direzione. Poi un personaggio tipo Stefano Darin, poliziotto in pensione, mentre fa la sua indagine gli succede qualcosa con la Silvia. Tu pensi da Stefano Darin e le cose cambiano. Assolutamente succede? Sì, assolutamente. Anche questa forse può essere una piccola curiosità per chi legge. Esistono due tipi, anzi esistono gli scrittori e i narratori. Io sono un narratore, quindi io scrivo storie. La bella scrittura, purtroppo anche da lettore, non mi appassiona in maniera incredibile. Io sono come i bambini, devo venire rapito da una storia e portato da un'altra parte. Quindi questa è la prima cosa. Detto questo, secondo me una bella storia non può essere bella se i personaggi non sono credibili. Uh-huh. Faccio un esempio che è abbastanza facile da capire. James Bond è un fumetto, non è un personaggio. Cioè, scrivere di James Bond non ha una difficoltà tecnica nel cogliere le sottigliezze di James Bond, perché James Bond praticamente non ne ha. Non a caso hanno cominciato ad aggiungergliene con Daniel Craig negli ultimi anni. Sì, quindi lo hanno si è innamorato, ha avuto una defiance con Vesper Lynd. Perfetto, con Eva Green. Quindi prendendo il James Bond dei primi 40 anni e quello degli ultimi 7, hanno aggiunto al personaggio una profondità che prima non aveva. Indubbiamente la persona che ha scritto quella sceneggiatura doveva sentire quello che sente James Bond. Quello di prima si preoccupava, gli mettiamo lo smoking bianco o lo smoking nero, gli mettiamo la Lotus o gli mettiamo la Aston Martin. Sì. Io quando scrivo, è anche per quello che mi piace molto osservare le persone, capire le persone. Infatti
i miei amici, ce ne sono anche qui, sanno benissimo che io faccio un sacco di domande. Ecco, la figlia di Sonia, dov'è Morgana? Anche a lei, l'ho conosciuta l'altra sera, le ho chiesto il mondo, perché veramente sono curioso delle altre persone. Tutti questi stimoli che ricevo mi aiutano a mettere insieme dei pezzi e a creare dei personaggi che secondo me siano credibili. Quindi c'è un... Le loro azioni sono assolutamente spinte da come sono loro. Non mi piacciono i romanzi dove in nome della trama, quindi quello deve morire e a prescindere lo facciamo morire. Se durante il romanzo i personaggi si muovono in un certo modo, quello lì non muore più. Ti lasci trasportare sì, quindi da questo? Certo. Quindi insomma c'è questa somiglianza di percorso, di processo. Pensa che a noi, no, già che stiamo facendo un dialogo, raccontiamo delle curiosità. Io interpretavo un personaggio che era un servitore e l'ho fatto per 198 repliche. Ma vogliamo dire con chi hai recitato? Perché non con me. No, vabbè, in quel caso era Il mercante di Venezia di Shakespeare con Giorgio Albertazzi, che è stato il mio maestro, insomma, diciamo. E abbiamo fatto quindi insieme da Albertazzi a Toso. Cioè, no, poi l'ho fatto anche con Mariano Rigillo quindi... nel mentre. No, però questo servitore aveva una postura che era molto sottomesso e si muoveva spesso con questo tic, cioè faceva una cosa con la spalla che era sempre scusa, aveva sempre questa cosa. A me ho dovuto poi andare dal fisioterapista perché mi si è creata tutta una contrattura in questa zona, cioè alla fine i dolori del personaggio diventano i tuoi. Alla fine io ho voluto delle scarpe terribili per questo personaggio perché era povero, era poverissimo, era un servitore, volevo stare scomoda in queste scarpe, avevo un sacco di juta addosso che mi graffiava letteralmente le gambe, però non aveva la livrea dei casati nobili. Quindi ho voluto, sempre nei limiti del possibile, insomma non è che sanguinassi in scena, però volevo stare scomoda e poi ti arrivano queste cose. Il mio compagno, che fa l'attore anche lui, attore, regista, eccetera, ha fatto una commedia a teatro interpretandola per molte repliche in cui interpretava uno dei ladroni in croce e stava per 2 ore e mezza così, recitava tutto il tempo con le mani. Insomma, ha avuto grossissimi problemi alla schiena che ha risolto in vari mesi. Ora, non voglio dire, però a un certo punto ti vengono addosso questi personaggi anche proprio fisicamente, a meno che non siano personaggi comodi, che sarebbe meglio per non andare dall'osteopata, intendo, però succede questa ondata, ti arriva addosso anche in questa maniera. In un certo senso tu ci entri comunque nella storia, non ci avrai le contratture al collo, no. Però i pensieri magari... Allora, secondo me, banalizzando, chiunque scriva dei romanzi che sono sinceri, almeno dal suo punto di vista, dovrebbe sapere cosa mangiano a colazione i suoi personaggi, che cosa guardano in TV, come si vestono, perché devono essere come degli amici che non esistono ma che in realtà per lui esistono, e quindi lui deve sapere tutto di loro, deve sentirli uno alla volta. Perché perlomeno io quando leggo, se sento dei personaggi, io li chiamo di legno, quindi quei personaggi che, ok, questo è il cattivo, vabbè, che palle, è cattivo, ho capito. Cioè la vita non è fatta di buoni, cattivi, di stupidi, di intelligenti. Certo, la complessità. E quindi nella semplicità della trama, dell'ambientazione, eccetera, quello in cui davvero trovo gusto è cercare di costruire dei personaggi che chi legge... Anzi, racconterò un aneddoto e poi però devi assolutamente... Ok? Va bene. Dopo il mio primo romanzo, una signora, tra l'altro una giornalista di Rai 3, alla mia prima presentazione mi si avvicinò e mi chiese: ma Alessandro, io avrei una curiosità da chiederle sul suo libro che ho letto. Mi dica, signora Vincenzoni. Era la signora Maria Luisa Vincenzoni di Rai 3. No, certo. Io però non conoscevo nessuno, quindi per me era tipo una di Cortina, ma non importa. E mi disse: ma alla fine Paco come si è trovato a Courmayeur? Io l'ho guardata e le ho detto: signora, in che senso? No, perché sicuramente lei è ancora in contatto, lo conosce, vi sentite, come si sta trovando? E io ho dovuto dirle: signora, io questi me li sono inventati, cioè non esistono davvero, è gente che mi sono inventato io. E lei rimase perplessa perché disse: no, io pensavo che invece fosse gente che esiste davvero, e in quel caso mi sono detto, al netto di tutto il resto che può essere sì, no, forse,
almeno i personaggi sono risultati credibili. Beh, vedi, come succedeva a Proietti che lo fermavano per strada per togliergli le multe quando faceva il maresciallo Rocca. Vabbè, ma c'è una identificazione, si fa fatica a capire il limite tra realtà e rappresentazione. Beh, questo significa che sono personaggi però molto ben delineati. Allora, tu prima hai citato Guareschi come uno dei tuoi riferimenti. Sì. Hai qualche altro autore di riferimento? Stephen King. Ok, quindi... Poi io leggo molto in inglese, perché siccome ho cominciato a leggere molto presto e quindi sono diventato un lettore un po' bulimico, sai, quando leggi in maniera... Allora, per rallentare mi sono detto, comincia a leggere in inglese, per cui leggo un sacco di scrittori inglesi. Ecco, uno molto bravo, che io vi consiglio se lo traducono, è un certo Colson Whitehead, che è veramente bravo. Io non lo conosco. E tra l'altro di lui è uno scrittore nero e quindi le sue tematiche sono molto spesso i diritti dei neri e come siano stati calpestati negli anni. Tra poco esce una serie televisiva, credo su Netflix, che si chiama The Underground Railroad, che parla del modo in cui gli schiavi scappavano dai loro padroni praticamente, e si chiama Colson Whitehead, per cui volendo, lui è uno, ecco, come dire, cioè io gioco in prima categoria, lui gioca in Champions, cioè per capire un po' le differenze. Va bene, e prima che io ti dia i miei consigli su come vendere 120 milioni di copie, vuoi dirci un attimo, allora io preferisco leggere alcuni brani così si entra magari nell'atmosfera del libro. Vuoi dire, perché non so mai cosa si può spoilerare o no, vuoi dire un attimo di trama proprio per chi avesse voglia di entrare nelle vicende di Stefano Darin? Sì, anche perché siamo in un posto, io me ne sono reso conto dopo, forse avrei dovuto ambientarlo a San Pietro e non nella roggia immaginaria, perché c'è gente molto più simpatica. No, è vero, qui c'è gente davvero simpatica. Io l'ho ambientato di fatto a Cison, dove sono un po' più cagoni, quindi forse avrei dovuto... Se c'è qualcuno di Cison, prendete e portate a casa. Esatto. No, allora la storia è questa. Questo ex poliziotto, però poliziotto della polizia stradale, quindi multe, autovelox, assolutamente non investigazioni, dopo un infortunio sul lavoro deve ritirarsi. Ha un'assicurazione privata e quindi lui a 50 anni dice: siccome non posso più fare quello che amavo, io mi ritiro in un posto tranquillo, molto tranquillo, e comincio a fare una vita da pensionato. Sicché si trasferisce a Roggia, che è un paese... Come Jessica Fletcher, no scherzo. Vedi che Cabot Cove. mi mancava. Ma davvero così? Ma lei no, io la seguo, io ma non l'adoro. faceva le multe lei però? No, lei scriveva romanzi gialli. Vabbè, allora... E quindi lui, trasferitosi in questo posto, deve di fatto riempirsi le giornate. Ha un reddito da questa assicurazione privata che aveva, aspetta la pensione vera e propria che arriverà, e quindi cosa ha deciso? Alla mattina, e quindi ancora una volta siamo in tema al 100%, lui ha deciso di imparare a fare il vino bianco, prosecco ovviamente, e quindi va sulle vigne con un anziano che ha un piccolissimo possedimento, che lo usa come piccolo, come apprendista, e quindi a forza di bastonate gli insegna i vari segreti. Al pomeriggio si riposa, perché tutto sommato è in pensione, tardo pomeriggio allena questa squadraccia del bottiglione, quindi squadraccia di 40-50 anni con la pancia che perdono sempre. Real Roggia. Il Real Roggia, ovviamente, e invece alla notte, di nascosto da tutti, ha una relazione con questa ragazza, che ha la metà dei suoi anni, però siccome lei è una molto sveglia, in qualche modo a lei piace la sua disillusione e a lui piace il suo essere invece ancora molto, molto ricca di voglia di vivere. Si sono trovati, ma si frequentano solo di notte. Per cui in questa cornice, che secondo me è comunque verosimile, cioè voglio dire, può essere una storia abbastanza normale che può succedere, cominciano a succedere delle cose che smuovono questa ruggine in cui lui si è incatramato e lo costringono a rimettersi un pochino in gioco. Ok, questo è il plot, diciamo, di base. Che però non mi ha fatto vendere 120 milioni di copie. No, però allora, io te lo auguro naturalmente, però mi sono scritta una serie di cose che tu potresti fare per arrivare a diventare un bestseller.
Per esempio, secondo me è molto bello, cioè, lo dovete leggere assolutamente, La ragazza del bar centrale, però a un certo punto la Silvia svela le migliori ricette di sua nonna così noi da casa possiamo farle come giallo zafferano? No. Via una parte di pubblico. Viene svelato qualche complotto del Vaticano? No. No. C'è una svolta femminista, a un certo punto Stefano dice stai zitta a Silvia, lei gli attacca un pippone sul patriarcato tipo Michela Murgia che lui preferirebbe ammazzarsi? A parte che io Michela Murgia credevo che fosse Geppi Cucciari e non capivo... Cioè, Voi dello streaming tagliamo, si taglia, no. Questo veniamo querelati subito. Ogni tanto mi faceva ridere, ogni tanto era seria e non capivo. Comunque no. Però bravissime tutte e due, sì. Poi, quindi no, non l'hai messa la svolta femminista, no. Si scopre che uno dei personaggi è transessuale, era stato bullizzato, adesso vuole farsi chiamare Samantha come la Cristoforetti? No. Vabbè, però... Ogni tanto, questa era la svolta, ogni tanto la Silvia e Stefano fanno bondage, fanno delle robe erotiche così de botto senza senso? Sì, non me l'hanno detto, quindi no. Vabbè, Benedetto, come vuoi fare a vendere 120 milioni di copie? Non è che puoi scrivere la letteratura e pensare di sfrucugliare le masse, devi fare qualcosa... Me sa. Va bene, allora devo svelarvi però cosa... Dammi una mano. Esatto, che cosa... Ho caldo adesso, me la levo, facciamo di nuovo avanti e indietro con la giacchetta. Quale libro, secondo voi, ha venduto 120 milioni di copie in tutto il mondo? Bravi, non avete detto la Bibbia, è meraviglioso. No, io pensavo Harry Potter, lì eri veramente fottuta. Toccava... l'ho sentito da quelle parti? Pinocchio, no, non credo Pinocchio, Sonia. Ah, davvero? Però ho sentito qualcuno che si vede che l'ha letto, che ha detto le 50 sfumature di grigio. È vero, ha venduto più anche poi perché è diventata una trilogia. E quindi secondo me devi metterci degli elementi che abbiano a che fare con il bondage. Sì, assolutamente devi prendere spunto, perché io mi sono chiesta quando è uscito, è stato definito il romanzo più erotico di tutti i tempi, e mi sono detta, ma sarà vero o ci stanno turlupinando? E in effetti c'è da pensarci, perché le mie amiche erano tutte impazzite. Una mi ha detto, no Cristi, lo devi leggere, cioè a me Marco non mi frusta mai. Capito? Ma perché Marco ti dovrebbe frustare? È un bravo ragazzo? Vabbè, però per arrivare al piacere... A te per arrivare al piacere non ti piacerebbe essere frustata? Ma guarda, a me tra la frustata e un bonifico preferisco un bonifico. A dirla tutta, no, ma non capisci, devi leggere le atmosfere, devi leggere le atmosfere che ci sono. Vabbè, l'ho letto. Allora, innanzitutto prenderò proprio dei passaggi dal libro che ho sottolineato, ma sono quelli veri. Innanzitutto la trama, per chi non la sapesse, è questa. Anastasia, una ragazza di 21 anni vergine, incontra Christian Grey, uno dei miliardari più miliardari d'America. Bello, appunto, ricchissimo, super dotato, affascinante, malato di sesso estremo. Quindi qui già da genere erotico siamo al fantasy, perché ma chi l'ha visto mai? Poi qual è il casus belli perché si incontrino? Allora, Anastasia, la vergine convertita alla pecora, incontra Christian Grey, ottimo direi, perché deve fare un servizio giornalistico, cioè la giornalista è la sua coinquilina, Kate, che però non ci può andare perché ha la febbre. Mannaggia. E che fa? Prende una tachipirina, sfebbra, poi a casa ci penserà lei a curarsi, no? No, manda Anastasia che lavora in un negozio di ferramenta. Certo, è normale, anch'io se devo fare un provino non ci posso andare, mando il signor Malin della ferramenta, mi pare giusto. E questo quindi è il modo in cui loro due si incontrano e poi succede questo strano rapporto che hanno. Ora, è davvero il romanzo più erotico di tutti i tempi, mi sono chiesta, o è una operazione di marketing? Ora, ragioniamo sulla prosa. Sentiamo se... Christian Grey si alza in piedi con una mossa pigra, come un felino selvatico. È risaputo che la caratteristica che contraddistingue i felini selvatici sia la pigrizia. Pensiamo per esempio al ghepigro o al gatto diversamente pardo. Anastasia, lui mi slaccia il reggiseno e abbassa la cerniera. Si piega su di me e mi palpa le natiche. Mi ecciti, mi still. Ho un'altra cosa da dirti. Dimmi. Giovedì a Portland c'è l'inaugurazione della mostra di fotografia del mio amico. Cioè tu mi stai slacciando il reggiseno
Cioè, adesso voglio provare anch'io. Mi avvicino a un uomo, gli sussurro all'orecchio, gli slaccio i pantaloni, gli sussurro: ehi, devo dirti una cosa. Giovedì a Conegliano un mio amico apre un ristorante, specialità cervo. Christian Grey, anche se mi piacciono i tuoi codini, Anastasia, sono troppo impaziente di dedicarmi a te, quindi dovremo accontentarci di una treccia. Ma improvvisamente lui è Renato, parrucchiere per signora. Cioè, generalmente io quando rientro a casa potrei avere un castoro sulla testa e nessuno si accorgerebbe di niente e dice: guarda, il codino non riesco a fartelo, però la treccia te la faccio sì. Ma entrano poi nella cosiddetta stanza delle torture, perché Christian Grey c'ha sta perversione di ammanettare la gente, eccetera. Ci sono moschettoni appesi dappertutto. Mi chiedo a cosa servano. No, è scema, cioè cosa pensa che ci appenda i salami? No, questo non ve lo dico. No, scusate, ci sono anche delle cose veramente un po' come dire, difficili da raccontare. Ah, questa è bella. Anastasia. Arrossisco e guardo il suo petto bramosa. Vorrei passare la lingua tra quei peli, baciarlo, e per la prima volta noto qualche piccola cicatrice tonda qua e là. Morbillo? Varicella? Beh, lui deve essere molto arrapante se improvvisamente lei diventa un'infettivologa. Christian Grey, tutto bene? Lo guardo confusa. Rispondimi. Sì, bene. Aggrotto la fronte, non aggrottare la fronte, non aggrottare la fronte. Ma chi è che in un momento di intimità dice non aggrottare la fronte? Ma neanche Umberto Eco, anche difficile da dire, 33 trentini, vuoi quei kiwi, non aggrottare la fronte. Lui però ce la fa. Anastasia mi lega i polsi con la cravatta, fermandola con un nodo stretto. I suoi occhi brillano di eccitazione. Il nodo è ben saldo. Oh, Grey deve essere stato nei Boy Scout per aver imparato a fare i nodi. Beh, sì. I Boy Scout sono i primi che ti vengono in mente. Sì, mi immagino le giovani marmotte che si legano ai tronchi nei boschi di Vipiteno. Anastasia. Resto a bocca aperta. Ecco, però, rimanere a bocca aperta con Christian Grey in determinate situazioni è molto pericoloso, quello è fissato. Christian Grey, voglio presentarti la parte del mio corpo che preferisco. E quale sarà la parte del corpo che preferisce? Il mistero si infittisce. Il piede, il pancreas, metti questi misteri nella ragazza del bar centrale. La parte del corpo che preferisco, questa. È così grosso e continua a crescere. Non è il pancreas. Grey, sono molto legato a lui. Vorrei che tu ci facessi conoscenza, se possibile amicizia. Ma che cos'è la volpe del Piccolo Principe? Scusa, io dovrei fare conoscenza, se possibile amicizia con... Scusa, ma non è un vicino di casa. Anastasia, continua a descrivere cerchi con la lingua. Sto perdendo ogni controllo. Ogni atomo del mio essere è concentrato sulla piccola, potente centrale elettrica che ho in mezzo alle cosce. No, piccola, potente centrale elettrica in mezzo alle cosce è inaccettabile. Chiamala Mona che è meglio. No, scusa, ma poi piccola, potente centrale, sembra una canzone di Battiato. Gesuiti, Euclidei, piccola centrale elettrica in mezzo alle cosce dell'imperatore. Anastasia, non avevo notato che tenesse nella mano destra un frustino di cuoio marrone intrecciato. No! Uno entra con una frusta da domatore, ma lei non si accorge, non deve trova le differenze sulla settimana enigmistica. Anastasia, provai un brivido lungo tutte le terminazioni nervose. Credo che neanche Piero Angela durante un momento di preliminari direbbe le terminazioni nervose, ma parlami dei gangli spinali. Quelli? Christian Grey, puoi sederti sui talloni. Tieni le mani e gli avambracci sulle cosce. Bene, ora divarica le ginocchia. Ancora, perfetto. Guarda il pavimento. E 5, e 6, e 6, e 8. Improvvisamente Brian e Garrison. Sembra una lezione di Zumba. Ah, questa è carina. Christian Grey. Anastasia, hai il sedere di un bellissimo colore. Oh, grazie. Beh, anche il tuo non è male. Beh, rosa pallido. Mi ricorda le Demoiselles d'Avignon. Sedere di un bellissimo colore. Ah, c'è anche il momento Masterchef. Tu puoi anche unire, oltre al sesso, puoi metterci anche la cucina. Qui fa due le cose insieme. Sì. Allora, qui c'è un momento in cui cucinano insieme. Christian Grey,
Io non cucino, ma mi piacerebbe aiutarti. Beh, puoi tagliare le verdure. Gli metto davanti un tagliere e alcuni peperoni rossi. Christian li fissa confuso. Certo, lui maneggia fruste da domatori, manette, però gli metti davanti un peperone e mi rimane un po' confuso. Non hai mai tagliato le verdure? No. Oh, a quanto pare questa è una cosa che io so fare e tu no. Oh, capirai, tagliamo un peperone. Cioè non è che stiamo parlando di costruire un acceleratore di particelle. Taglio a fette il peperone rosso, facendo attenzione a togliere i semi. Ehi, sembra abbastanza semplice. No, sembra il film Scemo e più scemo. Sei piuttosto brava in questo. Beh, anni di pratica, tagliai i peperoni. Se lo fai un'altra volta, Anastasia, ti prendo sul pavimento della cucina. Veramente? Se taglio un peperone? Se ti sfiletto un'orata, che cosa fai? Christian mi porta in un ristorante piccolo e intimo. Lui vuole avermi. Non abbiamo molto tempo, Anastasia, dice Christian al cameriere. Perciò prendiamo tutti e due una bistecca di manzo, media cottura con salsa bernese, se l'avete, patatine fritte e verdure di qualunque tipo. Mazza, oh, non c'aveva tempo, se c'aveva tempo se mangiava tutto il ristorante. No, quindi io ti consiglio di metterci questi piccoli elementi all'interno del tuo libro, perché io quando poi ho finito di leggere le 50 sfumature mi sono detta, ma io non ci posso credere che al liceo dicevo che palle Alessandro Manzoni. Che palle Alessandro Manzoni, ma io me lo rileggerei 100, 1000 volte. E sapete che vi dico? Che a me m'arrapa di più Don Rodrigo, con tutta la peste e tutto quanto. Sì, perché non sono plausibili. Io devo dire che ho pensato male di Renzo e Lucia, rileggendo I Promessi Sposi. Ho detto quasi quasi e facciamo una gangbang in compagnia col Griso e il Nibbio. Poi la cosa che mi ha davvero sorpreso è stata la dedica di E.L. James, l'autrice di questo romanzo, al marito, a Niall, il signore del mio universo. Niall, a noi la verità lo puoi dire, questa non sa neanche da dove si comincia, e l'unica volta che t'ha costretto a fare qualcosa è stato quando t'ha detto di pulire tutta casa e passare l'aspirapolvere dappertutto, pure sotto i divani. Un po' di 50 sfumature. Ti ho detto che cosa ci devi mettere come elemento. Adesso passiamo la parola per un momento alla nostra band Madeleine Royale. Grazie ragazzi, ci date un attimo di respiro. Faccio un modo.
Royal, bravissimi! Bravi! Vi ricordo che siamo in diretta streaming, l'ho scoperto poco fa in realtà, quindi qualsiasi cosa io abbia detto potrebbe rimanere. No, però non importa, perché adesso siamo sempre in diretta Facebook, diretta streaming, Instagram, poi ovviamente la pandemia non ci ha aiutato, abbiamo dovuto fare tutto quanto collegati.
E ormai viviamo in quest'era della comunicazione, ma anche prima io conoscevo dei miei amici che per esempio dovevano andare al concerto degli U2, 170 euro di biglietto, aspettavano 8 ore sotto il sole davanti allo stadio, disidratati come i tedeschi in campeggio sul Garda, poi entravano allo stadio, finalmente arrivava Bono, In the name of love, e guardavano tutto il concerto dallo schermo del telefonino. Ma come 170 euro? Darwin si starebbe imparando nella tomba per la nostra evoluzione, però Darwin non viveva nell'era della comunicazione, nell'era dei social, lui non sapeva che cosa stiamo vivendo noi adesso. Io stamattina ho scoperto che uno del mio paese è stato operato di calcoli alla cistifellea perché ha fotografato il vasetto pieno di sassetti pietriformi che stavano dentro al suo corpo e lo ha messo su Facebook. Era pure uno che mi faceva il filo. Andiamo a cena una volta? No, ormai no. Non posso aver prima visto i tuoi calcoli alla cistifellea e poi venire a cena con te. Ci sono dei passaggi, ci sono dei livelli di confidenza. Poi magari all'aperitivo mi portano le olive taggiasche. Viene in mente il vasetto di calcoli alla cistifellea. No, ci sono dei livelli di confidenza. Non possiamo già essere a livello di confidenza 5, guardo scarti biologici del tuo corpo, senza prima essere passati dagli altri 4, ovvero 1, di che segno sei? 2, puoi lasciare lo spazzolino a casa mia? 3, guardiamo insieme il Trono di Spade. 4, flatulenza libera. E 5, guardo scarti biologici del tuo corpo come caccole, cispe agli occhi, schiacciamento, punti neri. È come se io mi presentassi al primo appuntamento con un'ecografia all'utero. No, era meglio quando c'era un po' di mistero, un po' di privacy. Adesso è tutto esibito, spiattellato, anche le opinioni politiche di tutti, costantemente. C'è un mio vicino di casa, mite, timido, carino, quando lo incontri, ciao Cristina, ciao Germano, ciao. Leggi su Facebook cosa scrive? Irriconoscibile, scrive delle tirate lunghissime tipo allora io non sono contro i negri perché ho anche un amico negro e gli voglio bene come se non fosse negro, però adesso basta con sti negri, vengono qua coi barconi, portano le malattie, la scabbia, i stupri, fanno i bisogni per strada, ci rubano il lavoro. Allora io dico, statene a casa tua, prima gli italiani. Se ci deve essere qualcuno che viene sfruttato, sottopagato, minacciato che la fabbrica chiude e si va a fare tutto all'estero, pagato 3 euro lordi all'ora, voglio essere io. E qua siamo mica il paese del bentegodi. No, voglio dire, non è meglio che ognuno sta a casa sua con i suoi usi, le sue tradizioni? Adesso mi vogliono anche cavare il crocifisso dalla scuola. Poi non mi sta bene che mi togli il crocifisso, anche perché, vabbè, non mi interessa che tutti quanti seguano la filosofia di Cristo, però, perché dai, chi è che ama il prossimo suo come se stesso, che c'è gente che incula i parenti per l'eredità? Però, a parte questo, tu mi lasci a me le mie tradizioni, non mi vieni a dire cosa fare con le cose che non faccio. Per esempio, dove che abito io, a Sbardeghe, 5.000 abitanti, abbiamo paura a uscire la notte? Non è ancora successo un caso, ma noi abbiamo paura lo stesso. Guarda, io spero che con questo andazzo arrivi subito un asteroide su Sbardeghe, perché guarda, meritiamo l'estinzione tutti, ma prima mia suocera, orcoca. Poi lo incontri per strada, ciao Cristina, le tue gardenie sono proprio belle. Sì, sono made in Italy. Tranquillo, le ho prese qua, vicino. Ma meglio, lo so. No, infatti. Ci sono varie categorie, perché c'è una forma di esibizionismo. Esibizione e comunicazione sono una bomba a orologeria. Ci sono anche a volte, spesso sono donne effettivamente che diciamo lanciano messaggi discordanti su Facebook. Per esempio si fanno una foto con la banana in bocca e mettono oggi così, ironica. Oppure si fanno una foto magari alle tette col preciso scopo di far vedere il décolleté, che non c'è niente di male, ma camuffano questo istinto mettendo la citazione: e il naufragarmi è dolce in questo mare. Seguono 800 commenti di maschi infoiati che cercano di camuffare questo istinto dicendo no, grandissima questa frase di Lucio Dalla, bella, no, top, anche a me piace di più il mare della montagna. Fino a che arriva l'unico sensato che nota il messaggio discordante e dice scusa, ma de preciso le tette con leopardi che c'entrano? Apriti cielo, sei un maschilista bigotto? Cioè veramente sei medievale? No, io ho solo notato una cosa. No, non vedi la poesia? Guarda che da che mondo è mondo tra le tette e i leopardi vincono le tette. Te lo dico, la poesia passa proprio in secondo piano. No, vabbè, e tu ti scandalizzi per un paio di tette? Ma
io non è che mi scandalizzo, dice lui, ma semplicemente le tette sono tette, la bottiglia è una bottiglia, cioè cose diverse, tu le vedi, io le guardo e non posso fare a meno di vederle e dire che magari le apprezzo anche senza leopardi. No, guarda, veramente, a me mi fanno schifo quelli come te, cioè che vedono solo le tette e non vedono l'anima e il cuore. Ho capito, però se io al momento vedo le tette è un po' difficile, scusami, sono un po' distratto. Sei distratto, dite tutti così. No, perché se uno mi estrae, poniamo un pene, sinceramente la prima cosa che vedo non è la laurea alla Bocconi, a meno che non ce l'appenda. Abbiamo scherzato. Adesso vorrei fare una cosa per entrare ancora meglio. Allora, abbiamo letto un pezzettino del tuo romanzo, ne abbiamo anche un po' parlato, abbiamo detto che sei bravissimo, abbiamo spiegato un po' di trama. Adesso facciamo una cosa a metà tra la recitazione e la letteratura. Ci siamo solo detti le pagine, ma non ce la siamo preparati, quindi no. È all'impromptu. Perciò facciamo una roba, leggeremo un dialogo dei due protagonisti, cioè il protagonista è Stefano, la coprotagonista è Silvia, quindi io faccio Silvia e lui fa Stefano e vi leggiamo una parte del libro, ma in questa maniera, senza io che vi leggo il brano, ma i due personaggi che dialogano tra loro come una sceneggiatura. Quindi uno legge bene e uno legge male. No, sei bravo anche tu a leggere, ma intanto io dicevo che tu leggevi male. Ecco, sì. Cosa? Io leggo male. Un po'. Sì. Quindi cercherò di alzare il livello, certamente. Okay. Allora, siamo a pagina 142. Molto bene. E c'è questo dialogo tra Silvia, la barista del bar centrale, e Stefano. Entriamo un po' nella vicenda. Spieghiamo anche dove sono? Spiegalo. Possiamo fare un piccolo sottofondo solo per iniziare? Allora, sono nel bosco delle Penne Mozze a Cison, in un punto che conoscono loro, dove si trovano quando vogliono parlare lontani da occhi indiscreti, perché la coppia è clandestina. Perfetto, grazie. Oi, Stefano! Sei lì da tanto? Dammi un attimo che arrivo. Allora, prima di tutto, sei ancora tanto arrabbiato? Scusa? Dai, a parte la risposta al messaggio che mi aspettavo al 100%, adesso ti è un po' passata o sei ancora a livelli di guardia? Senti Silvia, io mi scuso per l'SMS, non è stato degno di me e tutto quanto, ma si può sapere cosa vuoi ancora. Per i soldi sto indagando, se è di questo che ti preoccupi, ma non ho ancora in mano niente di sicuro, quindi non ti illudere. Vabbè, andiamo per gradi. Vuoi? Quello che ti voglio dire è roba pesante da digerire, quindi se sei ancora arrabbiato è meglio che non cominci neppure. Sei tornata con Cavasin. Oddio, Ste, davvero mi penseresti capace di una cosa del genere? Cioè, questa è l'opinione che hai di me? Se non ti sei rimessa con Cava, allora scusami, ma io non so di cosa tu mi stia parlando. Senti, se non mi sbaglio te l'avevo già spiegato, però è meglio che te lo rispieghi, ok? Vai. Allora, stavo con Roby perché avevo 20 anni e non capivo niente della vita. Mi sembrava bello avere un moroso che le altre mi invidiavano e finché si stava in giro in compagnia andava tutto bene. Quando restavamo da soli, però, erano più le volte che sarei scappata che quelle che mi andava bene rimanere lì con lui. Vabbè, mica il mostro di Firenze. No, scappare perché non sapevo di cosa parlare, Mona. Cioè, figurati, se avesse fatto tanto di trattarmi come non mi andava bene, gli avrei spaccato la faccia. Ok, niente Cava. Qualcun altro allora? Allora te lo chiarisco una volta per tutte, non c'è nessun altro, questa è una cosa che riguarda me e te, quindi ascoltami e per piacere tieni la bocca chiusa finché non ho finito, ok? Ok. Allora, è nato tutto dopo il furto, però non ti voglio parlare di quello, anzi in qualche modo i soldi sono la cosa che c'entra meno col discorso che sto per farti. Silvia, non ti seguo ma vai avanti. Ok. Tu hai questa visione, no? Per cui Roggia è una specie di paradiso terrestre, un posto dove non succede mai niente, il paesino dove fermarsi a riposare dopo una vita passata a dare la caccia ai cattivi. E per un po' questa cosa mi è andata bene. Anzi, in realtà mi ha fatto apprezzare degli aspetti di qui che io prima davo per scontati. È casa mia, figurati se non mi fa piacere che la ami anche tu. Solo che quando mi sono entrati in casa ed è successo quello che è successo, ho cominciato a mettere insieme i pezzi. Tu, la squadra di calcio, il furto, l'idea che hai della vita. Stefano, così non si può andare avanti. Però mica per me, per te soprattutto. Scusa Silvia,
Se mi hai fatto venire fin qui, con il ginocchio che mi ritrovo, solo per dirmi questo, potevi limitarti ai messaggi. Essere mollato via SMS andava benissimo, sai? Non è cattiveria, è proprio che sono troppo vecchio per ascoltare certe cose. Ma vedi che non capisci niente? Ti sto dicendo esattamente il contrario, mona che non sei altro. Ma se... Ti sto dando la possibilità di rimettere le cose a posto per poter continuare a vederci e magari poterlo dire anche al resto del mondo, perché io di fare la fidanzatina nascosta mi sarei pure rotta le scatole. Oh, ma hai sentito o no? Scusa, potresti riavvolgere, io giuro ti ho perso. Oh, Madonna, Madonna, Stefano, come faccio a spiegartelo? Tu vivi cercando di lasciare tutto immobile, come se stessimo in un museo delle cere e non nella realtà. Hai fatto di Roggia una specie di, che ne so, di soffitta dei ricordi dove tutto deve girare come vuoi tu, a partire dalla tua assurda squadra di calcio. Niente deve mai cambiare perché poi chissà cosa succede. Beh, ma sei una specie di pensionato a 50 anni appena compiuti, ma ti sembra normale? E stavi quasi contagiando anche me, sai? Perché vivere così è comodo. Tu stai in una bolla dove non capita mai niente e tutto scorre sempre alla stessa identica velocità. Solo che poi la realtà ti bussa alla porta e tu non eri pronta. E allora fa male 10 volte di più. Saremo anche in mezzo alle vigne, però le cose capitano anche qua, come a Treviso, a Milano, in ogni altra parte del mondo. E se non cominci a rendertene conto, andrà a finire che io e te ci allontaneremo sempre di più. E allora altro che un vaffanculo via SMS, sarà troppo tardi. Grazie. Senti, io lo so che sono un sacco di cose da processare tutte in una volta, però prima di scriverti quel messaggio ci ho pensato tutta la notte, sai? Non è che volessi veramente lasciarti, è che delle volte con te ci vogliono le maniere forti. Ti dovevo scuotere, capisci? Quindi facciamo che adesso ci pensi sopra e quando sei pronto mi dai una risposta. Io, nel frattempo, non mi muovo. Cioè, non esco proprio con nessuno, né con Cava, né con nessun altro, ok? Ok. Grazie Madeleine Royale. Adesso un esperimento. Possiamo chiudere con un esperimento da Iene? Sì. Dai, chiudiamola così. Allora, mi era venuta un'idea e grazie per la tua collaborazione. Facciamo un 35 le nostre. Ok. Volevamo fare un'intervista doppia a Silvia e Stefano. Quindi ora noi rispondiamo come se fossimo personaggi. Mi alzo. Sì, meglio. siamo Silvia e Stefano e rispondiamo alle domande. Così capiscono un po', no? Ci siamo? Ah, ci siamo? Sì. Bene. Lo abbasso un attimo questo? Grazie, aspetta. Posso fare Silvia? No. Faccio Chi fa? Faccio Stefano? Sì. Ok. Va bene. Chi risponde per primo? Silvia. Ok. Sempre bene. Cominciamo? Sì. Come ti chiami? Silvia. Stefano. Soprannome? Ciccia. Ste. Professione? Barista. Pensionato. 3 aggettivi per definirti. Sono solare, sono vera e sono sensibile. Sono grasso, sono zoppo e sono pigro. Tuo punto debole? Forse mi lascio un po' prendere in giro da benaggine. Ho un ginocchio che non funziona per niente. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima casa? Il bar centrale. Il castello di Roggia. Come ti vesti di solito? Di solito metto una t-shirt e dei jeans un po' strappati ma stretti e delle sneakers. Io mi metto la tuta del Real, anche se la Silvia mi rompe un po' le balle per questo. Cosa ti dicono più spesso? Mi dicono che sono un po' burbera di prima mattina. Da quando sono arrivato a Roggia, quello che mi dicono più spesso è sei un mona. La parolaccia che dici che ti dicono più spesso? Che dici più spesso? Cazzo. Il giorno più bello della tua vita? È il giorno che ho conosciuto Stefano. Il giorno che la Juve ha vinto la Champions. Ti hanno mai picchiato? No. Sì, sul lavoro, spesso. La prima cosa che fai il mattino? Prendo un caffè. Prendo un caffè. Cosa cambieresti del tuo corpo? Non so, forse
mi piacerebbe avere una terza di Reggiseno. Io rivorrei il mio vecchio ginocchio. Le 3 cose che guardi in un uomo o in una donna? Allora, io dico quelle dell'uomo. Sì. Guardo... allora, io guardo la voce, anche, mi piace come parla. Poi guardo le spalle e poi l'intelligenza. Oh. Io guardo il viso, io guardo il seno, io guardo il sedere. La terza. Hai mai tradito? Sì, ma prima di Stefano. Sì, ma prima di Silvia. Sei mai stata innamorata? Sì. Sei mai stato innamorato? SNI, come dicono i giovani. E adesso? SNI, come dice lui. SNI, come dice lei. Se lei o lui tradisce, perdoni? No. Se non me lo dice, certo che perdono. Un sogno ricorrente? Il sogno ricorrente è di cadere in un profondo burrone. Io mi sogno il giorno dell'incidente con la macchina, quando mi sono distrutto il ginocchio. Ti depili? Sì? Non ancora. Hai piercing? No. Non ancora. Hai tatuaggi? Sì? Uno. Un errore che ti riconosci? Di non aver messo l'antifurto a casa mia. Di farmi trattare male tutte le mattine da Bastiano sulle vigne. Hai mai rubato? No. No. Sei religiosa? O religioso? No. A modo mio sì. Ultimo libro letto? L'ombra del vento di Zafon. La vita perduta di Elio Chinol. Mai fatto una canna? Sì. Sì? Mai ubriacato o ubriacata? Sì. Vabbè, secondo te? Bestemmi? No. Sni. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Gli dico bello, bello. Io aspetto che passi il prossimo. La legge è uguale per tutti? No. No. Che animale vorresti essere? Una mangusta. Un cane. Di cosa hai paura? Delle persone manipolatrici. Io ne ho così paura che non te lo dico. Dove vorresti vivere? No, a me Roggia mi piace. A Roggia. E per chiudere, favorevole alla guerra? No. Quando ci vuole, ci vuole. Signori, grazie. Grazie a te. Allora, complimenti Cristina, complimenti Alessandro, complimenti Madeleine Royal che poi ascolteremo, complimenti perché ci è venuto sete anche a The Ritz che vi attende tra pochissimo con delle ottime produzioni da farvi degustare, da farvi assaggiare. Tra poco vengo e mi dice qualcosa in più perché c'è il presidente Arcangelo, vieni Arcangelo, che vuole consegnarvi una cosa e poi salutare e raccontarvi anche un po' di questo angolo, giusto? So che sei rimasto colpito, oltre che da Cristina, perché da Madeleine Royal qui che ti hanno entusiasmato. No, io veramente, intanto buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti in questa serata. Ma lo diciamo, facciamoci ridere dietro, no? Oh, non ci veniva il nome del gruppo dietro, Madeleine Royal. Sai cosa è venuto a me? Casino Royale, gli ho detto. Perché? Ma perché? Aspetta, ma perché? Perché prima, quando è caduta la cassa, io ho detto, tanto siamo in una botte di ferro. Vuole alzarsi lei un attimo? Si gira. Cioè, siamo all'FBI, oh! Ragazzi, in più c'è una campionessa di... Dov'è che l'ho persa? C'è una campionessa di... carabina a tiro libero, com'è? A varia compressa, scusami. È campionessa italiana? Ti levi la mascherina e ti fai vedere? Eccola là, è lei. E si chiama? Sonia Cadorin. Gloria. Oh, l'abbiamo detto. E Mirko, Gloria. oltre che essere campionessa italiana,
è la ragazza giovanissima che ci ha curato tutte le locandine di quest'anno della Mostra del Vino. In una botte di ferro, tra l'FBI e tra lei eravamo a posto questa sera, quindi l'omicidio lo devi mettere però, perché guarda che è buona questa trama, cade una cassa e stavo per... è buona, pensaci, ragionaci questa notte, ragionateci sopra. Vada, Presidente. Solo perché Alessandro sosteneva che non bisogna metterci il morto dentro un romanzo. No, innanzitutto grazie veramente a Cristina, io la seguivo su YouTube oltre che a Colorado e tutti i programmi di Italia 1. Alessandro ormai è uno di noi. Quando sei partito con You, Madeleine Royale è un piacere sentirli, perché grazie, veramente siete bravissimi. Casino Royale hai detto? No, Madeleine Royale. Però Casino Royale non è neanche male, E approfitto 2 secondi solamente per motivare questo angolo, perché qualcuno magari si è domandato sono impazziti a Rua di Feletto quest'anno che hanno fatto un angolo. No, è che quest'anno siamo al 50ª Mostra dei Vini di Collina, e 50 anni dove abbiamo voluto ricordare che pur passando il tempo, quindi nelle case dei contadini, nella vita di campagna, abbiamo ancora dei ricordi, mettendo proprio dei pezzi di storia. Poi abbiamo voluto mettere delle finestre, questa sera abbiamo il telo chiuso, però voleva essere la finestra sulle colline, che le colline invece sono rimaste quelle di 50 anni fa. Oggi territorio UNESCO. UNESCO quest'anno la tessera della Proloco nazionale, dell'UMPLI nazionale, rappresenta proprio la collina UNESCO Conegliano Valdobbiadene, ed è per questo che abbiamo il piacere, la Proloco di San Pietro di Feletto, di dare la tessera a Cristina Chinaglia della Socio Proloco San Pietro di Feletto e Alessandro Toso. Grazie infinite. Presidente, ne pensa una più del diavolo, ragazzi. Grazie a voi. Signori, buona serata. L'appuntamento domani mattina ci sarebbe, ma il tempo già stasera ci ha fatto un po' di vento. Domani c'è la partenza delle Vespe in collina, e prossimi appuntamenti della Parole in un bicchiere. Parole in un bicchiere, scusatemi, approfitto e vi chiedo un applauso per Sonia Ceschin, che ha avuto i contatti con tutti gli autori. Allora, io sono venuto qui perché Pamela, giusto Pamela, della cantina De Ritz, tra poco vi farà, finalmente beviamo qualcosa, perché altrimenti qui tanto parlare. Cristina, a te piace il prosecco? Sì, da Badia Polesine berrai, no? Ostrega? Come no? Bene, cosa beve Cristina e cosa beviamo noi? Allora, porto i saluti anche del titolare Luca, che non è potuto esserci. Ringrazio per la serata, è un piacere per noi essere qui. Anche lei ha rischiato la vita dietro? Sì, ma la reggevo, non c'è problema, ho fatto il reggipalo. E portiamo 2 eccellenze della nostra azienda, le 2 selezioni, il Caris, che è l'Extra Brut, quindi il più secco, e il Nonno Carlo, dedicato al nostro fondatore, che nell'83 ha acquistato il primo terreno, che è adesso oggi il terreno storico dell'azienda, quindi una selezione dei vigneti storici di 60-70 anni. È un Brut millesimato, entrambe vendemmie 2020, quindi avete modo di assaggiare quelle che sono le nostre selezioni più particolari, di cui andiamo più fieri anche. Bene, non ci resta altro che assaggiarli, tra poco e abbiamo fatto venire sete. Hai capito, Cristina? Adesso quando torni a Roma a come bevuo, non ho Carlo. Ma a Roma non sanno bere, io me lo porto in valigia da Non Veneto. sanno bere, non sanno veramente. Posso dire solo una cosa, il libro La ragazza del bar centrale è in vendita e lo trovate là in fondo. Lì in fondo, sì. Comprare. Con autografi autografi Baci ma anche lei lo firma. Sì, sì, oggi... anche lei poi, firma. però, dov'è laggiù in fondo c'è, e ci può fare l'abbinamento vino-libro. E poi Mirko, io volevo dire una cosa, Di perché pure. Cristina noi l'abbiamo avuta in anteprima mondiale post-Covid, ma lei tornerà in Piazza dei Signori a Treviso, avrà tutta la Piazza dei Signori per lei il giorno 2 settembre, stand-up comedy insieme a un trio jazz manouche, quindi ci sarà musica e stand-up comedy. Complimenti ancora, Cristina, grazie. Allora,
Voi intrattenete, perché questa è la parte più bella, noi beviamo e voi suonate, poi vi lasciamo qualcosa. Cosa voleva velocemente, era l'aneddoto che volevi dirmi sul nome? Madeleine Royale, secondo te che cos'è il mirco? Sì, ok. Sì. Ah sì, è vero, sì. No, non è quella. E che cos'è? Un'uva. In realtà, al protagonista che viene bastonato tutti i giorni in mezzo alla vigna, e noi che da 6 anni raccontiamo il film in musica e siamo qua anche per questo motivo, abbiamo scelto il nome di un'uva da tavola che probabilmente nessuno conosce, ma in realtà è il papà del Yoder Turgau. Ah, bene, mi hanno detto che sei anche una cuoca sopraffina, quindi va bene così. Buona serata, buona continuazione, andiamo da quella parte mentre loro ci rallegrano con i suoni e noi andiamo là perché The Ritz ci aspetta. Buona serata a tutti, grazie ancora Cristina e grazie ad Alessandro.